Siamo in compagnia del dottor Marco Faedi, responsabile marketing e commerciale, e il dottor Peter Decker, amministratore delegato della ditta Bejo. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Dunque, di cosa si occupa la vostra azienda? Noi siamo una ditta che fa ricerca, produzione e vendita del seme d'ortagio. Siamo una ditta con la cassa centrale in Olanda e qua in Italia abbiamo una ditta vicino a Cervia. Vicino a Cervia? Sì. La vostra sede è lì a Cervia? Esattamente. Avete anche dei campi lì o no? Sì, abbiamo un centro di ricerca con un centinaio di ettari dove facciamo la ricerca su 16-17 culture diverse, come le culture più tradizionali d'Italia, anche no? Finocchio, carote, cipolle, eccetera. Dunque dove facciamo questo lavoro lì, anche facciamo produzione di seme e chiaramente anche vendita. Ecco, quando si parla di ricerca e ibridazione, cosa si intende? Ibridizzazione significa incrocia, dunque abbiamo parentali, per esempio una carota. Un carota con una resistenza maschio, una linea maschio che ha resistenza a una malattia e per esempio anche una femmina, lo facciamo l'incrocia di due parentali e così abbiamo seme ibrida. Che potrebbe... Quindi è lo stesso vegetale, non sono vegetali diversi? Sì, no, è tradizionale. Tutto ecco, non c'entra niente l'OGM. Tutto proviene dalla naturalezza, esattamente. Sì. Quindi una carota che ha problemi di essere attaccata da parassiti, batteri, si incrocia con un'altra carota. Esattamente. E questa diventa più forte. Esattamente. Ho capito. Questa è l'ibridizzazione. E ricerca invece cosa consiste? Come dici? La ricerca invece in cosa consiste? La ricerca è sicuramente è un processo che mira ad avere delle varietà, quindi dei prodotti che possono essere coltivati a livello sia climatico che di tecnologia di coltivazione e di suolo in maniera più ampia possibile. Questo anche per poter dar modo alla coltivazione in aree geografiche più disagiate e soprattutto per ridurre la distanza fra produzione e consumatore. Certo. La vostra azienda come nasce brevemente? Nasce dall'unione di due famiglie che hanno iniziato ad ibridare e a selezionare, perché in realtà è una selezione... Vi siete ibridati, insomma? Ci siamo ibridati, sì. In effetti il nome è, sono le iniziali dei due cognomi delle due famiglie fondatrici. Hanno iniziato a fare una selezione di tipo tradizionale, perché infatti il nostro payoff è esplorare la natura senza mai fermarsi. Esplorare quello che è in natura, perché la diversità genetica che è presente in natura è già più che sufficiente. È enorme in realtà, sì, quasi non ha fine se noi andiamo a vedere le grandi foreste amazzoniche. Concordo. C'è ancora molto da scoprire a livello di farmacologia e di prodotti che la natura dà spontanei. I cambi in forma costante anche. Come? I cambi in forma costante. Sì, esatto, c'è questo cambiamento costante. E quindi mi diceva c'è questa unione tra queste due famiglie. L'unione di queste due famiglie e ha dato origine alla prima azienda che è nata in Olanda e poi circa in 100 anni, ad oggi siamo operativi in una trentina di paesi nel mondo e diciamo che l'intenzione sarebbe quella di riuscire a coprire totalmente il mondo, ma più che altro per poter soddisfare le richieste di vegetali di qualità e salubri a livello globale. Avete anche un impegno per quanto riguarda il biologico voi? Siete impegnati in questo campo? Assolutamente sì, abbiamo una ricerca anche qui che mira ad avere delle sementi biologiche di qualità, sia dal punto di vista di qualità del seme che di qualità genetica delle varietà. Che è biologico o biodinamico? Biologica, certificata biologica a livello europeo, è attiva da 30 anni. Siamo stati una delle prime aziende pionieri in questa ricerca mirata per il mercato del biologico. Ad oggi offriamo un catalogo abbastanza ampio che comprende più o meno 20 specie e 250 varietà. Quanto influisce la situazione climatica nel vostro lavoro? Sta influendo molto, onestamente, perché... Soprattutto in questi ultimi decenni, perché infatti il clima è cambiato. Abbiamo le stress idriche, per esempio, dunque ci vuole varietà che sono resistenti al secco, anche il costantemente cambiamento sulle malattie. Certo. Dunque quello è un processo continuo e senza di continua fine. Ricerca. Certo. Esattamente. In questo periodo che c'è una siccità piuttosto imperante, bisogna avere dei prodotti che possano resistere a questa siccità, no? Sì. Quali sono gli obiettivi green che vi siete preposti?
Io credo che il primo obiettivo sia quello di poter assicurare la continuità di fornitura di prodotti, di ortaggi alla popolazione. Questo anche durante il periodo di pandemia massima, questo l'abbiamo dimostrato non fermando mai la nostra operatività. È anche il primo focus, o il focus prioritario della nostra ricerca, il cercare di avere un prodotto che sia coltivabile anche in condizioni di stress, come può essere lo stress idrico. I terreni coltivabili stanno comunque diminuendo, sono sempre più sfruttati, quindi varietà più performanti in termini assolutamente di produzione e anche di freschezza e di gusto. Ma voi avete solo sementa o anche delle piantine? Solo sementi. Solo sementa, quindi gli olivi da voi non ci sono. Volevo un'altra domanda, quanto è importante l'educazione ambientale nel vostro settore? Per noi è molto importante, anche come ditta, come Beo, noi abbiamo un piano Focus 2030 dove anche sostenibilità è un punto centrale. E anche noi ascoltiamo un po' alla politica, chiaramente, e nella politica anche come si chiama, la Nazioni Unite hanno fatto 17 diversi obiettivi e anche la sostenibilità è un punto chiave, dunque noi come ditta ma anche come industria del seme d'ortagio abbiamo come si dice, una sfida, ma anche un'obbligazione per veramente lavorare su quello. Sostenibilità è molto importante. Posso aggiungere sulla domanda, visto che educazione ambientale significa anche rispetto per la natura. Per l'ambiente soprattutto. Diciamo che anche in questo, andando ad esplorare quello che è già presente in natura senza volerlo modificare, è comunque anche segno questo di sostenibilità e rispetto per quello che è la Esatto, natura. questa è una cosa molto giusta. Se dovessi definire qual è il vostro fiore all'occhiello? Il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia, nonostante l'azienda abbia un respiro internazionale a livello globale, è sicuramente l'avere focalizzato ricerca e sviluppo anche in colture tipicamente italiane come possono essere il radicchio e il finocchio, che sono nate in Italia, cresciute in Italia e ad oggi maggiormente coltivate in Italia. E le esportate? Esportiamo sia il prodotto fresco, questi sono i nostri clienti produttori a cui va tutto il merito di questo, e anche sementi che servono comunque ad ampliare la coltivazione a livello globale e anche qui a ridurre i trasporti, perché se si riduce la distanza fra produzione e consumatore, automaticamente il trasporto si riduce. Certo. Io vi ringrazio, grazie anche a lei che è olandese e parla molto bene l'italiano, grazie a tutti voi, buon lavoro e buona verdura, buon sementa, sempre migliori. Grazie mille. Grazie.